in occasione di questa partita interna con Isuzu Cerea dell'Atomat Volley, vi voglio parlare un attimo della Polisportiva Udinese, che è una realtà nuova, nata appena un anno fa, e che raccoglie l'eccellenza dello sport udinese sotto la bandiera dell'Udinese Calcio, con l'intenzione di poter procurare a queste realtà quelle risorse, o aiutare a procurare a queste realtà quelle risorse che in questi anni, e soprattutto questi anni di crisi, sono sempre mancate. Con grande attenzione però ai settori giovanili e alla loro promozione, in modo tale che questo sport udinese possa mantenere il livello che ha con le sue risorse. Le locali dell'Atomat Volley Udine, in tenuta nera nel primo set alla vostra sinistra, allenate da Manuel Mannucci e Leonardo Esposito, schierano l'alzatrice Silvia Wolf, l'opposto Zinaida Aliai, Irene Padua e il capitano Giulia Lodolo schiacciatrici, Stefania Papa e Giulia De Pace centrali, Letizia Strecheli libero. Le ospiti veronesi dell'Isuzzo e Nermia Cerea, in divisa nera con inserti bianco-rossi, guidate da Stefano Ferrari e Francesca Pantiglioni, giocano con Gloria Zandonà alzatrice, Alessia Mazzi opposto, il capitano Roberta Zampieri e Martina Povolo schiacciatrici, Martina Bogatez e Camilla Adamoli centrali, Irene Michelini libero. Primi scambi all'insegna dell'equilibrio, rotto dal break del Cerea che sfrutta 2 ace di Camilla Adamoli e un attacco out di Irene Padua, portandosi avanti sul 7-5. Udine replica prontamente con le precise conclusioni di Padua e Lodolo, rientrando sul 7 pari. Il ritmo si alza, la solida difesa dell'Atomat e i contrattacchi vincenti di Papa e Lodolo, sommati all'ace della Wolf, creano il break per Udine, che stacca le veronesi sul 16-10, favorito da un paio di errori dell'alzatrice Zandonà. Cerea si avvicina sul 16-13, ma difetta di continuità, sbagliando troppo in attacco. Non sbagliano invece le friulane, con le micidiali schiacciate di Padua, Aliai e Lodolo, ben smarcate da Silvia Wolf, che confezionano il break decisivo spingendo l'Atomat sul 20-13. Il Cerea si affida a Mazzi e Bogatez, ma Udine non sbaglia nulla. Gioca in scioltezza continuando a colpire con l'ottima centrale Papa e l'impeccabile Lodolo, mantenendo un margine di sicurezza fino al termine del primo set, chiuso sul 25-19 dall'attacco vincente di Zinaida Aliai. L'avvio della ripresa ricorda il set iniziale, azioni veloci, gioco piacevole e pochi errori con le squadre appaiate fino al 7 pari. L'ottimo muro udinese aiuta la difesa, la Wolf smista il gioco con maestria, Padua e Papa mettono giù il pallone con regolarità, ma Cerea risponde colpo su colpo con l'opposto Mazzi e con le centrali Adamoli e Bogatez. Udine però si dimostra più solido in difesa, quasi impeccabile in contrattacco, colpendo con le precise giocate dell'esperta Lodolo, che sigla il mini break spingendo l'Atomat sul 9-7. Mi raccomando, difesa adesso. Andiamo. Ricordiamoci che passi il pallone. Le facciamo difendere. Così aggressiva Muno, Udine difende e contrattacca appunto con Giulia Lodolo, forza il servizio con la Wolf espandendo il gap sul 13-8. Le ficcanti azioni della centrale Bogatez tengono a galla le ospiti che riducono il passivo sul 15-12 con una bordata della Zampieri. Le locali riallungano sul 20-15 con le perfette finalizzazioni dell'ottima Lodolo, ma Cerea trova il break murando Aliai, avvicinandosi quindi sul 20-19 grazie all'attacco out della De Pace. 3 azioni vincenti di Aliai e Padua riaccendono le udinesi, poi il muro punto di Irene Padua e l'irresistibile primo tempo della Papa danno il secondo set all'Atomat. Le veronesi ripartono con grande intensità, aggredendo le locali con la battuta. Il gioco dell'Atomat ne risente, cala l'efficacia dell'attacco e un paio di errori di Lodolo e Padua lanciano le ospiti sul 7-4. La Wolf sfrutta la confidenza con le centrali servendo palloni al bacio per Papa e De Pace, ma il Cerea è ben altra squadra rispetto a quella dei primi 2 set. Cresce il rendimento dell'opposto Mazzi e della banda Povolo. La veterana Zampieri alterna colpi di forza e di precisione. Il muro veronese blocca più volte la Lodolo, proiettando l'Isuzzo sul 12-6. È il momento migliore delle ospiti, che difendono con ordine e finalizzano in attacco coi primi tempi della Bogatez e le fast della Adamoli. Udine soffre ma non smette di lottare, riuscendo ad avvicinarsi sul 16-14 grazie all'ottimo lavoro della difesa, col giovane libero Strecheli in grande evidenza, ai punti in attacco di Padua e a muro di Papa.
Le squadre regalano emozioni al pubblico del Pala Benedetti. La rimonta dell'Atomat sembra riuscire quando la De Pace mura la Mazzi, siglando il punto del 20-19, ma il mani fuori della Zampieri, un contrattacco vincente della Mazzi e un abile pallonetto della Zampieri rilanciano il Cerea sul 23-19. Le udinesi ci mettono il cuore e riescono a raddrizzare un set quasi perso con 3 attacchi vincenti dell'incontenibile Irene Padua, impattando sul 23-23. Udine ha anche una palla match annullata dalla Damoli, 24 pari. Alla fine sono le ospiti ad esultare grazie a 2 contrattacchi vincenti della loro trascinatrice Alessia Mazzi, che firma il set point per l'Isuzzu spedendo il pallone sulla linea dei 9 metri. Il livello tecnico e agonistico resta elevato anche nelle prime fasi del quarto parziale. Udine colpisce con le azioni veloci di Papa e De Pace. Padua e Lodolo sono implacabili da posto 4. Il Cerea replica con Adamoli, Zampieri e Mazzi, restando in scia sino al 7 pari, quando i contrattacchi potenti di Zampieri, Mazzi e l'Ace di Bogatez fanno il break spingendo le ospiti sul 10-7. L'Atomat non si scompone e reagisce con grande personalità. L'eccellente Silvia Wolf innesca alla perfezione Giulia De Pace e Stefania Papa, che trafiggono la difesa ospite. L'ottima Papa va a segno anche a muro, completando la rimonta friulana sull'11 pari. Si lotta punto a punto, la Papa risponde alla Zampieri colpendo con l'ennesima impeccabile fast. Sul 13-12 va in battuta Zinaida Aliai, che manda in tilt la ricezione ceretana. La Damoli è murata dalla Papa, la Mazzi da Irene Padua. La Povolo sbaglia in attacco ed è sostituita da Eva Borin. Coach Ferrari cambia alzatrice inserendo Eleonora Zanetti per la Zandonà, ma le ospiti non riescono a fare il cambio palla, subendo un break devastante di 9 punti che fa volare l'Atomat sul 22-12. La Povolo, rientrata in campo, va a segno da posto 4, ma Udine difende alla morte e mura ancora la Mazzi, portandosi sul 24-13. Cerea tenta l'improbabile rimonta annullando 5 palle match, ma poi si deve arrendere alla fast di Stefania Papa, che fa andare in visibilio il Pala Benedetti. E loro sono una squadra molto completa e forte in tutti i fondamentali, ci hanno aggredito da subito, noi forse al primo set siamo state un po' timorose in battuta e quindi sono riuscite a fare il gioco che volevano e poi al terzo set forzando un pochino di più in battuta e attaccando probabilmente un po' meglio siamo riuscite a fare un bel terzo set. Abbiamo una seconda linea molto completa, una panchina forte che riesce a dare supporto, quindi io sono fiduciosa per il campionato. Noi abbiamo fatto una prestazione superiore alle nostre ultime apparizioni, ma non è stato sufficiente contro Udine che questa sera ha disputato veramente una bella partita. Noi forse siamo partite un po' in sordina per quanto riguarda il servizio e abbiamo accusato il loro cambio palla sistematico. Dal terzo set in poi abbiamo cominciato a forzare un po' in questo fondamentale, abbiamo ricavato delle buone indicazioni. Il quarto set siamo stati in partita fino al 13-12, dopo hanno centrato una bella rotazione in battuta e hanno creato il solco che non siamo riusciti a colmare, nonostante una bella reazione finale. Quando sono arrivata qua a Udine mi sono immediatamente innamorata di questa squadra e sono convinta che abbiamo un grosso potenziale e oggi l'abbiamo dimostrato dalla bella partita, soprattutto perché abbiamo reagito benissimo dopo la brutta sconfitta della scorsa settimana e niente, spero che vi siete divertiti. L'unica cosa sulla quale secondo me dovremmo veramente lavorare ancora sarebbe ricezione e difesa. Questa cosa infatti l'abbiamo anche vista oggi perché dopo 2 set veramente belli ci siamo un po' sciolte. Ci siamo sciolte perché loro hanno servito veramente forte e la nostra ricezione possiamo dire che è un pochino calata, quindi forse questo qui sarebbe appunto la cosa su cui veramente bisognerebbe lavorare di più. Noi finalmente insomma, ci alleniamo tutte assieme da una decina di giorni e questo si vede. Abbiamo espresso un gioco nettamente migliori delle prime 4 partite di campionato dove pagavamo un attimino le assenze e soprattutto il poco allenamento fatto assieme. Sono stracontento perché è stata una settimana abbastanza difficile dopo la sconfitta a Crovegli, che tra l'altro preventivabile perché Crovegli secondo me è uno squadrone, quando avrà tutte sarà una delle candidate più serie a vincere il campionato
E quindi sono contento per questo, insomma ci siamo riprese e io ho sempre considerato questa squadra di medio-alto livello e noi dobbiamo puntare a queste posizioni, insomma.